Si chiudono gli approfondimenti settimanali sui campionati giovanili con la sfida valevole per il campionato Under 17 regionali. A Luigi Averna di Riposto la Ionia Calcio di mister Muscolino ospitava nel derby la Ionica di mister Perrone. Hanno portato a casa i primi 3 punti stagionali i ragazzi del presidente Leotta per 0-4 nella prima uscita contro la Giovani Leoni, solo un punto invece per la formazione della Ionica fermata per 1-1 tra le mura amiche nella prima uscita stagionale. Dirige l'incontro il signor Motta e la sezione 10 Reale quando le due formazioni si dispongono a centrocampo. Maglia verde con inserti blu per la Ionia Calcio Riposto, risponde maglia bianca con pantaloncini blu la Ionica. Si scambiano un cenno d'intesa le due formazioni prima di poter passare, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Alessandro Famà, a raccontarvi quanto accaduto sul rettangolo di gioco del Luigi Averna. Si apre col primo tentativo di marca locale dopo appena 2 minuti, ottima azione sul binario mancino e attento però l'estremo difensore della Ionica informante, completa poi l'alleggerimento un proprio compagno al 6° minuto, seconda occasione della gara, sempre con la Ionia Calcio che muove bene il pallone in orizzontale. Triolo però non è preciso, al primo tentativo però trova la rete del vantaggio la Ionica grazie a questo inserimento dalle retrovie di Cassaniti che va a beffare l'intervento dell'estremo difensore Coco. Ionica in vantaggio al 16°, al primo affondo ha colpito Jacopo Cassaniti. Nonostante il primo quarto d'ora che ha visto i ragazzi di mister Muscolino avere in mano il pallino del gioco, ora è la Ionica ad attaccare sugli sviluppi di un corner, ha avuto l'occasione del raddoppio con De Glo. Dall'altro lato al 30° c'è un buon giro palla da parte della Ionia Calcio che muove bene la sfera ma non riesce a sfondare e rendersi pericolosa dalle parti di Informante. Al 34° allora la Ionica si fa vedere di nuovo dalle parti di Coco con questa incursione sul binario mancino di De Glo. Il suo sinistro però termina di poco alto. 5 minuti più tardi arriverà il raddoppio della Ionica, sempre con questa azione in verticale che libera Cassaniti a tu per tu con Coco e non perdona il bomber della Ionica. In millimetrica posizione di offside forse non ravvisata dal direttore di gara Motta ha portato la Ionica sul doppio vantaggio. Decide quindi la doppietta fin qui di Jacopo Cassaniti che ha colpito al 16° e al 39°, squadre che rientreranno così in campo sul parziale di 0-2, un po' troppo pesante fin qui per i ragazzi di mister Muscolino che provano a trovare il bandolo della matassa. Mora e la Ionica galvanizzata da questo doppio vantaggio a produrre ancora occasioni offensive dalle parti di Coco che qui però è attento in uscita bassa in 2 tempi a far sua la sfera. Al 44° ci prova la Ionia Calcio ma capirà che non è proprio la sua giornata, questo tentativo dalla distanza dà solo l'illusione del gol. Ionica che allora torna in avanti sempre con uno scatenato Cassaniti che fa quello che vuole alla Piontek, questa volta però viene fermato da Coco. Occasione invece per la Ionia Calcio con questo calcio di munizione dai 20 metri alla battuta Valliotta di un soffio al lato. Al 47° il suo tentativo, al 56° è sempre Cassaniti sugli scudi, questa volta però non riesce a ribadire in porta per la sua tripletta personale che sarà solo rinviata. Dall'altro lato è Laguzza al 63° a provarci col mancino, detto fatto. Cassaniti servito ancora una volta in verticale, in una prima battuta ci mette una pezza Coco ma è un falco. Jacopo Cassaniti numero 9 ancora una volta abile a muoversi sul filo del fuorigioco e a colpire per la terza volta hat-trick, giù il cappello per Jacopo Cassaniti che porta così sul triplo vantaggio la Ionica. Farà il suo ingresso in campo invece per la Ionia Calcio al 70° Bruzzo. Quando ci prova con questo disperato tentativo Liotta mette dentro il pallone e sfortunata la formazione di mister Muscolino che colpisce anche un legno dopo l'intervento di Informante. Chiuderà definitivamente i conti Garufi con questo preciso mancino che batte per la 4ª volta Coco, dedica speciale al padre e 4-0 per la Ionica. Pesante passivo per i ragazzi di mister Muscolino, si muovono bene tra le linee i ragazzi di mister Perrone. Invece terminerà così la sfida triplice, rischia il direttore di gara Motta. Game over a Luigi Averna di Riposto. Ionica si impone su Ionia Calcio Riposto per 0-4, decide la tripletta di Cassaniti e chiude definitivamente i conti Garufi.